Ciao a tutti! Benvenuti al nostro programma Chuck Junior, il cinema fatto dai ragazzi. Noi qui siamo a Jesolo, dove incontreremo tutti i ragazzi italiani e stranieri. Interpreti dei cortometraggi per il più grande festival al mondo dedicato al cinema fatto dai ragazzi. Non possiamo perdere tempo. Oggi puntata speciale, 2 corti. Tu vai a Andria, io a Treviso. Oh, senti, posso andare per mare? Ma no, guarda dov'è Andria, guarda, tu vai là, vai là. Oh no, vado a piedi. A piedi. Eccomi! Io sono arrivato a Treviso per girare con le ragazze e i ragazzi il loro corto, Buca la bolla. Speriamo che Sergio sia arrivato altrettanto brillantemente ad Andria. Speriamo. Sono arrivato ad Andria. Sarei potuto arrivare anche nuotando, ma visto che siamo qua, andiamo a piedi, anzi, andriamo a piedi. Ciao ragazzi! Buongiorno! Allora, siamo pronti per girare il film? Sì! Domanda difficile, avete scelto il titolo? Sì! Me lo dite? Un viaggio nel tempo! Titolo meraviglioso, allora con me sono Sergio, con Paolo, Anna, Ambro e soprattutto con Enrico gireremo il film, mentre con Antonio e Edward farete il backstage. Allora, siamo pronti per partire? Certo! Siete prontissimi? Sì! 3, 2, 1, via! Ciao! Ciao a tutti, io mi chiamo Francesca e vi condurrò in un viaggio all'interno del nostro corto. Andiamo a vedere il primo Chuck. Anto! Motore, Partito. azione! Stop! Bravissimi! Chuck. Bene ragazzi, dobbiamo iniziare a preparare il trailer del nostro film. Davvero sarà soltanto di 30 secondi? Anche meno, dobbiamo essere molto convincenti. Ho un'idea, perché non facciamo finta di essere autori di altri film famosi? Tipo? Tipo dagli autori di Natale ad Andrea. Oppure dal regista di un americano ad Andrea. Buona idea, andiamo a registrare. Chuck. Chuck. Adesso andiamo da Sergio a chiedere che cosa fa un regista durante un film. Seguitemi. Ciao Sergio, Ciao Francesca, ciao. mi sapresti dire esattamente che cosa fa un regista in un film? Non te lo dico io, te lo dice la mia aiuto regista che sa benissimo, vero, che cosa fa un regista in un film. Un regista in un film chiede il caffè, dalle pause. Come chiede il caffè dalle pause, stai scherzando? Un regista guida gli attori, sceglie le inquadrature, ovviamente con l'aiuto di tantissimi tecnici. Ok, grazie mille, buon lavoro. Il nostro film lo vedete tra poco. Intanto, ecco il fantastico trailer che avevo preparato. Dagli autori di Natale ad Andria. Da regista di un americano ad Andria. Dai produttori di Il cielo sopra Andria. Dagli
interpreti di Andrea. Una storia che parla di ambiente in modo che vi stupirà. Dal genio delle ragazze e dei ragazzi di Andrea, un viaggio nel tempo. Qui a Treviso le riprese stanno andando alla grande. Guardate un po' cosa stiamo combinando. Motore. Va da me sempre. Azione. Francesca, sei sempre in ritardo. Almeno hai le foto. Francesca, in rappresentanza della consulta degli studenti di Treviso, ci racconta come è nata l'idea del loro corto, Buca la bolla. Noi ragazzi abbiamo scritto Buca la bolla pensando a tutti i ragazzi della nostra età che continuamente ricevono delle informazioni che scelgono loro e che sono sempre le stesse, che vengono date da queste bolle e che si trovano principalmente nei computer e nei telefoni, quindi è una sorta, Buca la bolla è una sorta di diffusione per eliminare queste bolle. Attenzione perché questa è una scena importantissima, il calcio di rigore e non dico altro. Motore. Partito. Azione. Stop. Bravi. Venite qua. Il film è finito! Signore e signori, ecco in anteprima mondiale il nostro corto, un viaggio nel tempo. Ah no, dimenticavo, nel film è stato inserito un errore. Siete in grado di trovarlo? Ehi Carola, che cosa c'è? Un momento. Ma la porta del laboratorio è aperta. Puoi andare a vedere? Ma tu, lo sanno tutti che la curiosità è femmina. Vai tu, visto che sei un ragazzo coraggioso. Non posso, ho dimenticato lo zaino a casa. Ma se ce l'hai sulle spalle? Sì, ma questo zaino non è mio. Vabbè, allora vado io. Ehi, sei davvero coraggiosa per essere una ragazza. Sì, io rimango qui per coprirti le spalle. Ma come? Sei ancora qui?
Certo, sei stata lì dentro appena 10 secondi. Come sarebbe a dire? Ho fatto un viaggio di 40 anni. Guarda. 20 maggio 2062? Ma tu sei stata nel 2062? Ho visto tutto quello che succederà da oggi fino al 2062. Vieni con me. Come ho già detto a Nicola, ho visto quello che succederà da oggi fino al 2062. Guardate. Non capisco. Significa che se continueremo a inquinare il mondo, finirà in questo modo. Ma vuoi dire che è colpa nostra? Vi ricordate di Giuseppe questa mattina? Giuseppe, stamattina. Beh, non ci ho fatto caso. Continua a leggere. Guardate. E questo che cosa significa? Sì, cosa significa? Dai, sentiamo. Significa che l'acqua è un bene prezioso e non bisogna sprecarla. Sì, hai proprio ragione. Ma non mi dire che questa è colpa mia. Non ti ricordi quello che hai fatto stamattina? Disparità di genere. Che cosa significa? Guardate qua. Le solite esagerazioni. Ah sì, le solite esagerazioni. Ti ricordi di questa mattina? È stato solo un gesto impulsivo. Io non sono come lui. E quello che mi hai detto stamattina? Ehi, Carola! Che cosa c'è? Un momento. Ma la porta del laboratorio è aperta. Puoi andare a vedere? Ma tu, lo sanno tutti che la curiosità è femmina. Fai tu, visto che sei un ragazzo coraggioso. Non posso. Ho dimenticato lo zaino a casa. Ma se ce l'hai sulle spalle? Sì, ma questo zaino non è mio. Vabbè, allora vado io. Ehi, sei davvero coraggiosa per essere una ragazza. Ma anche tu mi hai detto. Vai tu, che sei un ragazzo coraggioso, per prendermi in giro. Sì, ma io stavo scherzando. E tu? Ma che cosa possiamo fare? Io lo so. Seguitemi. Non ho fatto nessun viaggio nel tempo, mi sono inventata tutto. Spero che sia un piccolo aiuto per cambiare il mondo. Ah, non è finita qua. E ora vedi di pararlo. Consideralo già fatto. Se il film vi è piaciuto, e sono sicura che vi sia piaciuto, votatelo sul sito in sovraimpressione. E l'errore l'avete trovato? Guardate! L'avevate capito? Naturalmente abbiamo anche girato la scena corretta. Eccola!
Anche il nostro corto è finito. Siamo lieti di presentarvi Buca la bolla! Finalmente. Francesca, sei sempre in ritardo. Almeno hai le foto. Ho tardato perché ho dovuto svilupparle 2 volte. C'era qualcosa che non funzionava nell'acido per lo sviluppo. Ma non potevi usare il telefonino? Ma ti sei dimenticato il motivo per cui siamo qui? Come era prevedibile, le bolle stanno aumentando a vista d'occhio. Non posso crederci, c'è cascata anche Lucia, la mia più cara amica. Lasciamo perdere, la situazione peggiora di ora in ora. Le bolle continuano a moltiplicarsi a dismisura. E ognuno riceve informazioni che qualcuno sceglie per loro. E questo non ti permette di essere te stesso. Insomma, Tisa. Andrea, a che punto sei con l'algoritmo per far sì che queste cose finiscano una volta per tutte? Tutto a posto. Sei sicuro sia tutto a posto? Certo, che domande. L'applicazione che ho creato impedisce alle bolle di formarsi. Ma riesci ad eliminare anche quelle esistenti? Certo, che domande. Quando faccio una cosa la faccio bene, mica come te. D'accordo, allora cominciamo. Prendiamo i manifesti e i volantini e soprattutto non dimentichiamoci di queste. Io posto tutto sui social, controllate che l'annuncio sia uscito sul giornale. È già uscito, eccolo. Bene, mi sembra tutto a posto. Andiamo. Attenzione, ti è caduta la busta. Raccoglila, è importante. Quest'app potrebbe darci dei problemi, ma me ne occupo io. Allora d'accordo, tu boicotti l'uscita dell'app e io ti do quanto abbiamo pattuito. Va bene, io non la pubblico. Questi sono i file sorgente, ma tanto non le serviranno. La pubblicità sta andando benissimo. E siamo solo all'inizio, vedete quando uscirà l'app. Purtroppo, per problemi tecnici, l'uscita dell'app è rinviata a data da destinarsi. Un vero peccato! All'inizio i ragazzi sono degli idealisti, ma poi anche loro sono sensibili al denaro. E io non ho fatto altro che comperarli. Ragazzi, li abbiamo proprio... Fregati! Abbiamo eliminato quasi tutte le bolle, facendo un ottimo lavoro di controinformazione. Bene, non mi resta che distruggere i codici sorgente. Ora l'app non serve più perché l'unico modo per risolvere il problema è la controinformazione. A proposito, abbiamo scollegato il microfono
che ha messo per spiarci. Buona giornata. Buona giornata! La nostra opera di controinformazione l'abbiamo affidata a delle buste rosse che stanno circolando per tutte le scuole. Apriti a un'informazione più ampia, utilizza più motori di ricerca. Segui sui social pagine che propongono opinioni differenti dalle tue. Non cancellare chi la pensa in modo diverso da te. Metti in pratica la disconnessione. Esci con gli amici. Condividi questi 4 punti. A noi è piaciuto molto girare questo corto. Se è piaciuto anche a voi, votatelo su www.alcuni.it. Mi raccomando, Non perdetevi la prossima puntata di Chuck Junior, il gran finale. Conosceremo gli interpreti dei film italiani e stranieri. E consegneremo i premi Chuck Junior 2023. E io aspetto qua. Ma è tra una settimana. Sì, però non vorrei arrivare in ritardo. Una volta tanto hai ragione. E noi? Aspettiamo! Aspettiamo, devo dirlo io, da solo. E noi? Aspettiamo. Oh.